Crescita consapevole per la società civile, una password per il futuro. È questo il titolo del convegno per docenti e genitori che si è svolto martedì 10 maggio al Teatro Comunale di Trecenta, organizzato dai Lions Club di Badia Adige Po e di Santa Maria Maddalena con il patrocinio dei comuni e della provincia. I Lions Club hanno inteso con questo evento dare un contributo di conoscenza ad un importante strumento che è il Lion Quest, uno strumento che prevede l'applicazione di metodologie estremamente efficaci nell'aiutare gli insegnanti e i genitori a far crescere i bambini e i ragazzi e adolescenti dei veri cittadini e dei veri genitori di domani. La collaborazione fra i nostri due club è una collaborazione che nasce da lontano e si manifesta oggi con questo tipo di evento che, ci ricordiamo, è un service internazionale permanente. Vi do anche alcuni numeri che sono significativi. Viene tradotto in 38 lingue, ha coinvolto 500.000 insegnanti ed ha coinvolto circa 13 milioni di giovani. Quindi già questi numeri dicono e danno il significato vero di quello che è la portata di questo avvenimento. La responsabile nazionale del progetto, Maria Cristina Palma, Lions Quest, ha spiegato contenuti e obiettivi del programma di formazione. È un programma educativo che si fonda come metodologia sulle competenze socio-emotive. Le competenze socio-emotive, a giudizio dei tecnici, sono le competenze che aiutano e sostengono i giovani nella loro crescita, nella formazione della loro personalità, dando degli elementi di positività alle loro scelte. In sostanza si tratta di insegnare a loro a conoscere se stessi anche attraverso il proprio corpo, di conoscere i propri sentimenti, le proprie situazioni emotive, in modo da essere in grado di saperle gestire, quindi saper affrontare problemi di criticità, situazioni di rischio, situazioni di pericolo, perché si insegna attraverso questo ai giovani ad avere il rispetto di se stessi per poi naturalmente trasferire questo rispetto sugli altri. In Italia dal 1992 abbiamo già sviluppato oltre 1100 corsi, indirizzati quindi agli insegnanti della scuola primaria per i bambini dai 6-10 anni, agli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado per i bambini, per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, poi sviluppiamo anche corsi per i genitori, perché anche la famiglia deve essere sostenuta in questo bisogno di saper dare la migliore educazione ai propri figli, e recentemente, da oltre un anno, abbiamo sviluppato un progetto specifico per il mondo dello sport. È un progetto che si rivolge ad allenatori e istruttori sportivi, e in Italia quest'anno, nell'arco dell'annata da giugno 2015 adesso a giugno 2016, in tutto svilupperemo poco oltre 70 corsi. Siamo soddisfatti, soprattutto perché come Lions Quest noi abbiamo l'accreditamento del MIUR, del Ministero, quindi siamo soggetti autorizzati a formare il personale della scuola, e in più abbiamo il riconoscimento dei corsi che è importante per il personale della scuola, specie dopo l'ultima riforma della legge 107. Il programma Lions Quest intende dunque agevolare il compito dei docenti nel contribuire alla formazione degli allievi, superando anche le problematiche attuali che si presentano nel contesto scolastico. Il progetto del Quest si inserisce nel filone dell'educazione socioaffettiva e di educazione alla salute, quindi come promozione dello star bene, quindi la salute intesa non come assenza di malattia ma piuttosto come star bene, come benessere. Benessere, per star bene bisogna sentirsi accolti, bisogna vivere in un clima positivo, bisogna che ci sia entusiasmo, che ci sia partecipazione. Ecco, all'interno del programma del Quest tutti questi obiettivi vengono perseguiti, per cui è un progetto che favorisce l'integrazione ma anche del ragazzino violento, del ragazzino con problematiche, del ragazzino straniero che ha delle problematiche magari diverse, però comunque le presenta. Le testimonianze dei docenti e dei genitori che già applicano le metodiche apprese nei percorsi Lions Quest dimostrano l'efficacia dell'esperienza. Abbiamo pensato che
avere questa opportunità per i genitori fosse una grande opportunità che arricchisce un territorio che generalmente ha poche proposte di tipo formativo ed educativo, e inserirlo con i genitori e fra i genitori avrebbe potuto essere anche un motivo per condividere l'esperienza degli adulti genitori con gli amici, appunto colleghi genitori, per creare anche una dimensione collettiva di questo veramente sentirsi persone oltre che alle funzioni che noi rivestiamo, ritrovare noi stessi per poter essere migliori verso gli altri. Qualche volta viene a casa e mi dice: papà, adesso fermati te un attimo e ascolta me. Facciamo il gioco del ascolta attento. Quando sento queste parole inizierò allora ti capisco che, perché con Prattisoli abbiamo parlato, che proviamo ad ascoltare i nostri figli anche con il cuore. Quando mi dici così, fermati, prova te ad ascoltare me adesso. Allora capisco che devo provare a fermarmi, provare ad ascoltare cosa prova lui in quel momento. Al convegno hanno presenziato anche i governatori dei distretti Lions coinvolti nell'esperienza. Il Lion Quest è uno dei programmi permanenti dei quali si occupano praticamente i Lion di tutto il mondo. È gestito e curato, costantemente aggiornato dalla nostra fondazione internazionale, la LCIF, e viene fatto nell'ambito delle scuole anche di tutta Italia e di questo distretto, insieme ad altri progetti appunto legati all'ambito della scuola, e che sono per esempio il Poster per la Pace, il progetto Martina, un programma di formazione ed informazione rivolto ai giovani per adottare corretti stili di vita finalizzati ad evitare l'adozione, o meglio l'insorgenza di tumori in età giovanile. Il Poster della Pace è un'iniziativa che è a livello mondiale, dove i ragazzi concorrono per illustrare graficamente un elaborato che rappresenti la pace, questo tutti gli anni. Poi andare avanti per quanto riguarda anche le iniziative che facciamo nella scuola, sempre per stili di vita, per sani stili di vita, come stare sobrio, per contrastare quelle che sono le mortalità di fine settimana dei giovani dovute all'alcolismo, dovute alla droga, e questo lo attuiamo in tutte le scuole. I docenti che hanno partecipato al convegno si sono dati appuntamento ai corsi gratuiti che partiranno da giugno. L'incontro si è poi concluso con un happy drink offerto dagli allievi dell'IPSA Bellini di Trecenta.